È ancora in prognosi riservata Antonio Seresin, il figlio di Giuseppina Antico, l'81enne, morta mercoledì nell'appartamento di via Fratelli Carraro a causa di un incendio. L'uomo, 57 anni, è ricoverato in rianimazione a ustioni sul 30% del corpo. Le sue condizioni sono gravi ma stabili. La casa in cui viveva con la madre si è trasformata in una gabbia letale per l'anziana donna. Il fumo ha invaso le stanze. Senza lasciarle scampo, le fiamme si sono propagate rapidamente. All'interno infatti erano accumulate montagne di oggetti, giornali, immondizia, una situazione di disagio importante. Mamma e figlio non uscivano quasi mai di casa, accumulavano di tutto nell'appartamento, una vita al margine, osservata e conosciuta anche dai servizi sociali. Vivevano lì da anni eppure non davano confidenza a nessuno, un rapporto esclusivo ma avvolto dalla solitudine. Entrambi hanno cercato di spegnere le fiamme, ma l'ammasso di oggetti ha reso l'impresa impossibile. I responsabili dell'Ater, che è proprietaria dell'immobile, sono arrivati subito sul posto per le verifiche insieme ai carabinieri e vigili del fuoco. Il direttore Marco Bellinello conferma che l'impianto elettrico del fabbricato, costruito negli anni 90, era in buono stato e a norma. Non è chiaro se madre e figlio, pur essendo regolarmente allacciati alla rete, utilizzassero delle bombole a gas per cucinare e riscaldarsi. Il sistema antincendio del condominio è scattato, allertando gli altri abitanti, che hanno subito avvisato i vigili del fuoco. Lo stabile, dopo il sopralluogo, è risultato agibile e tutti gli inquilini sono rientrati nelle proprie case. L'appartamento dove è divampato l'incendio è stato posto sotto sequestro. Nelle scorse ore sono continuate le operazioni di smaltimento del materiale bruciato.